Presenta la tua organizzazione, il tuo nome, il nome della tua organizzazione e dove lavorate. Allora, il mio nome è Ala Yassin, sono socio fondatore della cooperativa Orizzonti, una cooperativa nata nel 2003. Quest'anno, tra 2 giorni, il 23 giugno, facciamo 21 anni di servizi e lavoriamo a Padova, Italia. Principalmente siamo nati per tre servizi ed un supporto agli immigrati, servizi di mediazione linguistico-culturale, insegnamento di italiano per stranieri e supporto psicologico. Tuttora questi tre servizi esistono, sono il core business, diciamo, nostro, negli anni, in questi 20 anni, siamo specializzati in settore immigrazione, dall'accoglienza al supporto psicologico, all'integrazione interculturale, al settore scolastico, settore carcere, settore servizi sociali, settore sanità, con la polizia, richiedenti asilo, protezione internazionale, tutto il tema inerenti al tema legale, accompagnamento in commissione, così più o meno. Cioè, diciamo che oggi Orizzonte offre un servizio, io lo chiamo a 360 gradi su tutta la vita, gira intorno all'immigrato appena arriva in Italia, dall'orientamento all'accoglienza, al supporto psicologico, linguistico, accompagnamento scolastico, sanitario, formazioni, attività anche a favore degli immigrati, tema di accoglienza o detenuti o altro. Come è composto il gruppo di lavoro e come siete organizzati internamente? E in che senso come è composto? Noi siamo una cooperativa, un'impresa sociale, diciamo una media piccola impresa oggi. Siamo 25 dipendenti oggi e siamo soci, prevalentemente siamo soci perché la cooperativa sociale non governativa dà prevalentemente lavoro ai soci e abbiamo anche circa 130 collaboratori tra mediatore linguistico culturale a chiamata, perché questo servizio ha il bisogno, e insegnamento di italiano e equipe di psicologi e anche docenti a chiamata. Sì, siamo oggi 25 dipendenti di vari titoli, operatori, impiegati, operatori di accoglienza, amministrativi, contabili, direzione, tipo oggi l'organizzazione nostra è fatta di una direzione, c'è un direttore generale, ci sono altri tre direttori di area e poi sotto il direttore abbiamo dei coordinatori, sotto il coordinatore sono gli operatori che gestiscano. Oggi abbiamo circa 80 progetti attivi, piccoli o grandi, quindi l'organigramma fatto operativo, diciamo, direzione, parallelo c'è l'amministrazione, la progettazione, l'ufficio progetti, ufficio amministrativo, ufficio acquisti, ufficio segreteria della cooperativa, insomma, così, non so se ho risposto giusto, ma questa è la nostra organizzazione. E come coniughi la sostenibilità economica della tua organizzazione con la sua missione sociale? Avete incontrato delle difficoltà? Dipende dalla politica che gira. In senso, noi viviamo grazie ai nostri progetti che scriviamo, che vinciamo progetti. Non abbiamo finanziamenti, fondi a titolo gratuito. E ho un'equipe progetti, equipe coordinatore che scrivono, sempre seguono l'andamento politico, progetti su finanziamenti, diciamo. A volte vinciamo il bando, a volte perdiamo bandi. E quando vinciamo il bando si crea l'equipe e si lavora su questo finanziamento. Ovviamente si fa a mo' di bilancino, un bilancio, un budget del progetto dove poi sostenere tutte le spese inerenti a quel progetto. E lavoriamo su finanziamenti. Siamo partiti con 3 progetti nel 2003, oggi abbiamo 80 progetti attivi, piccoli o tanti grandi, che durano 5 mesi, altri bandi durano 3 anni.
Abbiamo progetti europei, 2 Erasmus Plus, abbiamo dei progetti regionali, a livello regionale nel Veneto, e 1 finanziamento nazionale, sì, partenariato con altre realtà, perché poi collaboriamo con altre realtà sociali per vincere un progetto, un bando. L'idea di mettersi in rete come servizi ci aiuta anche, ognuno mette il know-how, diciamo, per poter vincere o assegnare un finanziamento e così viviamo. E quali sono i punti di forza dell'organizzazione? L'equipe, l'equipe, i colleghi, il lavoro, l'immagine che ci siamo creati, la formazione interna che facciamo continua, il coordinamento che ci coordiniamo tantissimo. Noi abbiamo un coordinamento generale di tutti i coordinatori, abbiamo un coordinamento specifico al progetto e facciamo anche a livello assemblea, soci, momenti di formazione interna, di aggiornamento. Questa è l'equipe, che poi noi lavoriamo con le persone, la nostra forza è la relazione umana, cioè gli operatori che lavorano con noi amano questo lavoro, hanno voglia di mettersi in gioco e quindi sì, cioè diciamo le persone che girano intorno a noi è la nostra forza. E in che modo hanno influito i rapporti con le amministrazioni locali e con gli altri attori nel lavoro della tua organizzazione? È sempre tipo, pensando al comune di Padova che siamo nati nel 2003 per fare un servizio piccolo, piccolo, un servizio di mediazione in tutto il settore scolastico, parliamo di un unico progetto, primo progetto di 150.000 euro, e la fiducia con il comune che ha creduto in noi, eravamo lì sempre presenti, aggiornati, cioè siamo sempre presenti nel territorio, che aiutiamo il comune a rispondere ai bisogni del territorio, non pensiamo ai nostri bisogni personali o della mia sola cooperativa. Quindi, diciamo, in questi 20 anni è nata una collaborazione, anche fiducia con le istituzioni, con le banche che poi ci hanno poi finanziato anticipando dei progetti. Sì, hanno visto dei risultati che abbiamo fatto perché ogni progetto prega relazione pubblica, relazione scritta, eventi che abbiamo fatto per far vedere i risultati dei nostri progetti. E quindi oggi posso dire a livello territoriale, ma anche Padova, Venezia, Vicenza, 3 comuni con cui stiamo lavorando, c'è questa fiducia perché hanno visto una serietà del lavoro. Non so, grazie ai miei colleghi, ai nostri soci della cooperativa. E elenca 3 parole che rappresentano la tua organizzazione. Mm. Qualcuno ha detto ponte sicuro, un luogo sicuro, dà sicurezza sia per l'operatore sia per i nostri beneficiari, cioè beneficiare le persone seguite dai nostri servizi. Mi dà boh, tranquillità, serenità, eh, mm, pace, un bell'ambiente. Grazie mille. Grazie a te.